Saluto a tutti, ringraziavi di seguire noi. Settimana nuova di Campa qui, abbiamo scelto riunione di Gabigor sul paese di Binu settimana. Una prima tappa, siamo con un maire di Agumuna di Franci Mazzotti, che ci ha parlato di uso paese di progetti per Asogumuna. RCFM e Campa qui. Allora, Pino oggi siamo una centina di abitanti e proviamo di continuare a campare in questo paese, dove un po' siamo nati, un po' abbiamo anche lavorato, c'è un po' di piccole intraprese nel nostro paese, c'è un bancalaro, c'è un commercio che fa tutto, infatti, che fa licenza, dopo abbiamo un bar che fa ancora da mangiare, aperto dai belli giorni, dice radio, aperte da un mese di fine d'aprile, principio di maggio, e dopo abbiamo anche un'impresa di allestimento che è installata nel nostro paese. C'è anche un'intrapresa che fa l'elettricità, uno che fa la pittura, enfin, fa che il paese è sempre vivo, non è spento. I progetti a bene per il paese, ciò che la Meria vuole mettere, enfin, il Consiglio Municipale vuole mettere in ballo, abbiamo già fatto ripiato un vecchio allestimento, abbiamo fatto 5 alloggi dentro che sono stati tutti dati a peggiore. Abbiamo un progetto di un convento che ha fatto parlare di Ello 4 anni fa, quando abbiamo avuto un premio per il patrimonio, e il convento che infatti in traccia di essere finito in tutti i casi, non è ciò che avevamo deciso di fare. Dunque ciò che abbiamo fatto anche di mettere a Meria di un nuovo allestimento, perché in due eravamo di un bastimento che era anziano e giustamente di una certa età, quelli che hanno i problemi per muoversi non ci potevano più bene, perché eravamo a piano sopra, non eravamo mica giusto in basso, e dunque abbiamo pigliato su bastimento con l'ufficio fondario della Corsica e ci abbiamo installato a Meria e a Busta. Quello è stato comunque un bel affare, penso per il paese, di essere appena ci siamo avvicinati di un centro in dove c'è i commerci, o aro, e poi il commercio di alimentazione. Quello è appena ciò che abbiamo fatto. Ora delle previsioni che non vogliamo fare da qui a fine di un mandato, in tutti i casi, giustamente in due c'era Meria avanti di va attorno a 2 alloggi, e in 2 avevamo a Busta, di un bastimento municipale, enfin, che appartiene al comune. Torna a arrivare un alloggio per poi dare la possibilità ai gente di installarsi in paese, da avere una casa per poi ci stare. Et demain, nous irons à la rencontre d'un jeune artisan maçon installé au village de Pine, ou entreprise familiale. C'est Guillaume Santini qui sera avec nous. À demain donc pour notre deuxième étape des Campa Cuits au village de Pine dans le Cap Corse. RCFM e Campa qui.